Intervento di manutenzione straordinaria, ieri mattina, per sistemare la frana in località Madonnetta, nelle gallerie tra Riva e Moneglia. I lavori, resi necessari da uno scollamento di alcune pietre, rilevato dai sensori, sono stati finanziati con 35.000 euro di fondi comunali. Con un elicottero è stato praticamente sono state rimosse le griglie di contenimento della frana, è stato ripulito le pietre che nel frattempo continuano a cadere perché quella è una frana attiva, seppur contenuta, sono state riposizionate le griglie e sono in manutenzione gli strumenti di rilevazione dei movimenti in modo da riposizionarli a brevissimo nei prossimi giorni e avere, come abbiamo avuto in questi mesi, il monitoraggio della frana. Quindi diciamo che questo intervento di manutenzione ci ha consentito di ripristinare la sicurezza di quella parte, di quella porzione del versante. Diciamo che si tratta di un intervento sostanzioso e consistente che comunque dovrebbe scongiurare il rischio di ulteriori chiusure come ci sono state in primavera. Infatti, poi come si sa, sulle frane è difficile fare previsioni assolute, però questo intervento scongiura chiusure in quel punto e davvero ci prepara a gestire al meglio nella stagione dei temporali, nella stagione appunto delle maggiori piovosità, quella problematica, consentendo il passaggio veicolare nelle gallerie. Oltre alla frana, Sestri Levante sta già provvedendo da metà agosto alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, con lo sfalcio della vegetazione in eccesso e il ripristino di porzioni degli argini. Il costo complessivo sarà di circa 90.000 euro, di cui 13.000 provenienti dalla regione, i restanti dal bilancio comunale. I lavori ai torrenti dovrebbero essere ultimati intorno al 20 settembre. È stato fatto Rio Staffora, Rio Barti, il Ravino, insomma, in modo da anche questo da essere pronti per la stagione autunnale e a rendere più libero possibile il letto dei rii e dei torrenti. E dalla settimana prossima inizieranno lavori un po' più strutturali sui torrenti più grandi, Gromolo e Petronio, oltre che interventi di pulizia della vegetazione infestante, anche interventi di risistemazione dei muretti e delle arginature laddove ce n'è bisogno.